Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Sarà varato oggi dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto con le misure anti-Covid in vigore dal 7 al 30 aprile. Non ci saranno regioni in giallo e sarà previsto un meccanismo per l'allentamento delle misure in caso di miglioramento dei dati. I presidenti delle regioni e delle province autonome non potranno chiudere le scuole fino alla prima media, indipendentemente dal colore del territorio. C'è attesa per le misure a contrasto della pandemia che saranno inserite nel nuovo decreto che sarà varato oggi dal Consiglio dei Ministri. Nonostante le posizioni restino diverse, pare che il governo si lascerà guidare dalla prudenza. Preoccupa la contagiosità della variante inglese, riscontrata nell'80% dei tamponi a livello nazionale e nel 90% in Friuli Venezia Giulia. Il nuovo decreto sarà in vigore dal 7 al 30 aprile. In linea di massima non ci saranno regioni in fascia gialla, ma solo arancione o rossa. Sarebbe tuttavia previsto un meccanismo per allentare le restrizioni in caso di miglioramento dei dati. Pomo della discordia è se rendere o meno questo meccanismo automatico. Se la ministra Gelmini è per la linea meno rigida, il collega triestino Patuanelli ritiene che parlare oggi di riaperture sia rischioso. Dal 7 al 30 aprile dunque tutte le regioni saranno arancioni o rosse. Non è passata la linea sostenuta anche dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che aveva chiesto anche il giallo, laddove vi fossero le condizioni. Il passaggio o la permanenza in zona rossa saranno legati all'incidenza accumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. Resta la possibilità per governatori e presidenti delle province autonome di applicare le misure da zona rossa, se necessario, nei propri territori. Gli stessi amministratori, invece, non avranno la possibilità di chiudere le scuole fino alla prima media, indipendentemente dalla fascia di colore. Resterà in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Sarà una Pasqua blindata anche per i viaggi all'estero. L'ordinanza del ministro Speranza, in accordo con il premier Draghi, dispone fino al 6 aprile per arrivi e rientri da paesi dell'Unione Europea tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tamponi alla fine dei 5 giorni con test molecolare o antigenico. Quanto alla campagna vaccinale, il commissario per l'emergenza Covid Figliuolo ha fissato l'obiettivo dell'immunizzazione dell'80% degli italiani a settembre. Il presidente Fedriga ha annunciato una misura regionale a sostegno di chi ha aperto un'attività nel 2020 e che non può accedere a ristori nazionali, i quali prevedono una perdita di fatturato. La Regione sta lavorando ad una misura di sostegno per le attività economiche penalizzate dalle restrizioni Covid che non hanno diritto a sostegni e ristori nazionali perché sono partite nel 2020. Lo ha detto il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, intervenuto ieri sera alla trasmissione Buonasera Italia condotta da Barbara Palombelli. Il meccanismo previsto a livello nazionale per i contributi prevede che il fatturato del 2020 abbia registrato una certa perdita rispetto a quello del 2019, escludendo di fatto quanti hanno avviato un'attività nel 2020. Annuncio che faremo una misura regionale con la limitatezza dei fondi regionali, ha detto Fedriga in TV, che andrà per la prima volta ad aiutare anche chi ha aperto un'attività nel 2020, che non può avere un differenziale sul 2019. Questa situazione, ha aggiunto il governatore riferendosi al meccanismo nazionale dei ristori, fa emergere con quanta superficialità si è trattato nell'ultimo anno tutto il mondo produttivo. Fedriga ha poi portato un esempio. Io, ha spiegato, sono commissario per la realizzazione della terza corsia della Venezia-Trieste. Se vado ad espropriare un terreno per il bene collettivo, legato al collegamento delle due località tramite questa strada, io quel terreno lo pago. Non è che noi possiamo chiedere un sacrificio a determinate attività per tutelare un bene collettivo, che in questo caso è la salute, e non dare loro le risorse per poter sopravvivere, perché allora sì si crea una tensione sociale inaccettabile, ha concluso il presidente del Friuli Venezia Giulia, e le chiusure non sono più compensate da misure che possano far sopravvivere non solo attività, ma anche persone. Il nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste, con la direzione investigativa antimafia, ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trieste nei confronti di un imprenditore, Pasquale Formicola, di 43 anni, di Cercola, Napoli, già condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi di reclusione per autoriciclaggio e frode fiscale nell'ambito di un procedimento aperto dalla Procura di Trieste per l'acquisto di una storica azienda portuale locale, la Depositi Costanera.
costieri. A Formicola è stato sequestrato un patrimonio di 5 società con sede in provincia di Napoli, operanti nel commercio di prodotti petroliferi, 4 fabbricati a Cercola e Napoli, beni immobili tra cui un'imbarcazione del valore di circa 150.000 euro, rapporti finanziari per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro. Secondo la DIA, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste, degli accertamenti patrimoniali, è risultato che Formicola riempiegava illecitamente denaro in attività economiche intestate a prestanome, in particolare proprio nell'acquisto o gestione della depositi costieri. Dalle indagini sarebbe emersa anche una notevole sproporzione tra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati nel tempo. Il provvedimento è stato proposto dal direttore della DIA e del procuratore distrettuale di Trieste. Nel gennaio scorso il Tribunale di Trieste ha condannato Formicola, Renato Smimmo e Giuseppe Della Rocca per il reato di autoriciclaggio nell'ambito dell'inchiesta avviata per l'acquisto della depositi costieri avvenuta nel maggio 2017. Colta da malore è stata trovata a bordo strada nella notte una donna soccorsa da una guardia giurata del Corpo Vigili Notturni. Dopo pochi minuti è giunta un'auto medica proveniente da Gradisca di Sonzo. La donna era in stato confusionale ed è stata portata in ospedale per accertamenti. Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 8 alle Stans per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Il conducente di una vettura ha travolto un ciclista, immediata la chiamata al 112 e la centrale Storia di Palmanova ha avviato l'elicottero sanitario insieme all'equipaggio di un'ambulanza. Sul posto anche vigili del fuoco, a fattivo supporto del personale medico. Gravi le condizioni del ciclista. Sono tutti di età compresa tra i 20 e i 21 anni, giovani e già introdotti nel commercio della droga. 2 di essi sono incensurati, mentre uno gravato da precedenti di polizia per spaccio di stupefacenti. È il bilancio di un'attività di contrasto al crimine diffuso della squadra mobile della questura di Trieste nell'ambito delle indagini dirette dalla Procura della Repubblica del capoluogo. La Procura della Repubblica di Trieste ha emesso un decreto di perquisizione operata nella mattina del 15 marzo e ha consentito di rivenire circa 900 grammi di marijuana e la somma in contante di oltre 4.000 euro, parte della quale occultata nella lavatrice. Le farmacie potranno diventare punti vaccino da metà aprile anche in Friuli Venezia Giulia. Domani ci sarà in Regione un incontro per recepire il protocollo nazionale ed è grande l'entusiasmo sia da parte dei farmacisti che da parte dei cittadini. Ce lo conferma la vicepresidente del gruppo Farmacia Udine, Antonella Colutta. Siamo entusiasti di questa opportunità e lo sono anche i cittadini. Ieri in farmacia venivano un po' dappertutto a chiedere se era già possibile vaccinarsi anche da noi. L'aspettativa dei cittadini è altissima. Anche nella nostra regione potrebbe esserci questa possibilità da metà aprile. Le farmacie della nostra regione sono pronte? Per la verità no, non siamo pronte. So che domani in regione ci sarà un incontro per recepire il protocollo nazionale, dove ci sono effettivamente dei passaggi diciamo critici, nel senso che ci impongono delle procedure abbastanza precise e puntuali, sulle quali ci dovremo preparare in fretta. Abbiamo questa grandissima opportunità. I farmacisti in generale e le farmacie sono pronte a rispondere a questa chiamata, che è una chiamata di emergenza, ma che poi nel futuro potrà diventare un set consolidato, quindi potremo veramente dare una mano alle campagne di vaccinazione e richiami a tutto quello che negli altri paesi europei si fa già da molto tempo e senza timori, con grande esperienza. Sono state 20.000 le persone che si sono rivolte agli sportelli sociali della Croce Rossa per chiedere aiuto, un numero in aumento rispetto al 2019, emerso durante la cerimonia della consegna di 10 respiratori che il sodalizio ha voluto donare alla Regione.
10 respiratori dal valore cada uno compreso tra i 10.000 e gli 11.000 dollari. La Croce Rossa italiana del Friuli Venezia Giulia ha donato alla regione i preziosi strumenti fondamentali per supportare chi sta lottando contro il Covid. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga e il vice Riccardo Riccardi hanno voluto ringraziare la CRI, compagni di viaggio fondamentali in questo periodo di crisi. Non avete mai abbandonato i cittadini, ha aggiunto Fedriga, e siete un esempio di chi non domanda ma si mette a disposizione. Oggi la pandemia la sconfiggiamo come comunità, ha detto il governatore. La presidente regionale Milena Maria Cisilino ha elencato l'attività dei 34.000 soci con quasi 2 milioni di ore di servizio, andando anche in Lombardia nel momento più difficile lo scorso anno e in tutte le regioni dove c'era bisogno. Oggi, ha detto la presidente, la priorità è la ricaduta sociale del Covid. Nel 2020 la rete degli sportelli sociali ha dato assistenza a 20.500 cittadini, 6.000 in più rispetto al 2019. A questo abbiamo attivato anche un sistema di medicina sociale con un laboratorio di analisi cliniche a disposizione dei più vulnerabili. Pacchi pasquali della solidarietà, nuova iniziativa anti-pandemia di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, sono arrivate in mattinata a Codroe, poi saranno distribuite da domani nelle case delle famiglie più in difficoltà del territorio regionale, 12 tonnellate e mezzo di generi alimentari per un totale di 250 pacchi della solidarietà. L'operazione, promossa in tutta Italia da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, ha visto la consegna il 29 marzo del primo carico di aiuti alimentari dal cortile di Palazzo Chigi in occasione della presentazione del progetto solidale a sostegno di chi ha più bisogno al Premier Mario Draghi. In Friuli Venezia Giulia si procederà nei prossimi giorni con la distribuzione ai nuclei familiari in stato di bisogno individuati da Coldiretti Campagna Amica insieme alle associazioni di volontariato e delle parrocchie locali. Ogni famiglia sarà destinataria di un pacco di circa 50 kg contenente prodotti 100% made in Italy. Mittelfest e Ente Friuli nel Mondo insieme per la valorizzazione della cultura friulana e delle specificità del territorio regionale, sfruttando la vocazione internazionale del festival e la diffusione globale dei Focolars Furlans nel mondo. I presidenti di Mittelfest, Roberto Corciulo, e dell'Ente Friuli nel Mondo, Loris Basso, hanno firmato una convenzione triennale di collaborazione per cui la rete dei Focolars Furlans diventa un network di divulgazione internazionale del progetto culturale Mittelfest attraverso attività dedicate, eventi online e le pagine della rivista Friuli nel Mondo, edita dal 1952, friulani iscritti ai Focolars che vivono in Italia e all'estero e che si troveranno in regione durante le giornate di Mittelfest potranno accedere agli spettacoli con speciali agevolazioni. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.